sapere, non avevo paura, io te leggo sulla verità. Ci sta una guagliona, canto coro suoi te può tenere, te va bene bene e continua a chiamare per te, e te va bene lontana, te per ogni giorno sta contenta così, e poi più neri capire, più scura sta bella non si va innamorare, perché facesse una guerra ma non ho papà, s'appiccia cassa comune per stare insieme a te, ma forse è tutto sbagliato, e l'ha sempre evitata, e se poteva innamorare. Io ti pensiero perché mi fa male a te pensare, per restare un sonno e fammi dormire non mi scedere, porta da paura che mi piglia quando passa qua, non esiste amore che si sceglie nazionalità, e te va bene lontana, te per ogni giorno sta contenta così, e poi più neri capire, più scura sta bella non si può innamorare, perché facesse una guerra ma non ho papà, s'appiccia cassa comune per stare insieme a te, ma forse è tutto sbagliato, e l'ha sempre evitata, che si poteva innamorare. Stiennami una mano, io ti dico quella che sapere, non avevo paura, io ti leggo sulla verità. Perché facesse la guerra ma non ho papà, s'appiccia cassa comune per stare insieme a te, ma forse è tutto sbagliato, e l'ha sempre evitata, e se poteva innamorare. Buonasera, sono felicissima di trovarmi qui, sempre in diretta su Ciao TV. E come è mio solito fare, ringrazio i titolari di questa magnifica emittente. Lian, Don Vittorio, la signora Anna, e un bacione per Tania. E poi io vorrei un applauso per tutto lo staff di Ciao TV, che insomma danno una mano per la buona riuscita di questa magnifica trasmissione, perché non è facile, tutto in diretta. Grazie. Bacione per i cameraman. Questa è una serata particolare perché ci sarà un ospite particolare. Diciamo che c'è un conflitto di sentimenti stasera io ho, sì, un grande conflitto a riguardo ai sentimenti. Sarà una puntata piena di sorprese, piena di emozioni. Io sono proprio felice, per questa serata. Volevo salutare per tutte le persone che stanno dall'altra parte, che
ogni sabato sera stanno lì per aspettare questa puntata, aspettano questa puntata. Ed è il gruppo Oscar, un bacione per Antonella. Ischia, Adele da Ischia. E un saluto particolare per la mia amica, che gli voglio un mondo di bene. L'ho detto pure la settimana scorsa. Per la mia amica Lisa Fusco, in arte asobretine, con la sua mamma Carmela. Un bacione Carmè e buona visione. Io direi di rompere il ghiaccio e di andare subito con la prima canzone. Che bella canzone, Gli amanti. Se la gente mi condanna, non mi importa. Io sono quella che va sempre torta. Io sono quella che sconcia con la famiglia. Ma che non sa, non può mai capire. St'amore nostro porterà all'inferno, mo paradiso me l'ha in terra. Ci nascondiamo rinta una paura, e sta paura fa che innamorare. Gli amanti sai che so quello che si passa in tuo sonno, che t'accarezzano se ne hai bisogno, e danno vita senza mai cercare. Gli amanti sai che son che vita sempre fidanzati, non vanno portati per un po' di vita, pochi minuti sono eternità. Voglio sapere se tu hai capito quando si importante, vuoi me non ne capite proprio niente. Voglio sapere, stamando sai son io, assaggia già che ci sta la moglie. Io non distruggo bene la famiglia, e prima me ci stanno sempre i figli. Gli amanti sai chi son che vita sempre fidanzati, non vanno portati da un po' ride, pochi minuti sono eternità. Voglio sapere se tu hai capito quando si importante, vuoi me non ne capite proprio niente. Voglio sapere, stamando sai son chi, hanno cancellati anche da mogliere. Io non distruggo bene la famiglia, e prima me ci stanno sempre i figli.
È mio dovere salutare dei miei amici carissimi, dei miei amici che abbiamo avuto dei trascorsi artistici insieme. Vorrei dare un bacione per Ernesto Guida, per Nando Iannuzzi, per Gaetano Di Domenico e un bacione, un abbraccio per il grande regista Leonardo Ippolito. Grazie. Beh, noi andiamo velocemente con la prossima canzone perché poi siamo in attesa di quest'ospite, l'ospite importante, prediletto. Andiamo con la canzone Circa mi scusa. Quando si sbaglia a parlare, o cuore non sente ragione, e una femmina non ti perdona mai, perché si sente ferita, tradita, umiliata così. Non mi saputo capire, ma non ci ho provato nemmeno a me leggere l'inti pensieri una volta. E lasciate stimare in da corso bene, che forza non si sente per me. Circa ma scusa, si può che resta qua, dimmi che niente è più importante me. Illudami una poca, circa ma scusa, stringiamo a forte a te. L'ultima volta, si già le decise, ma la sa. Si mi ha tenuto paziente, e prima roba da passo, allora portami a casa stasera. Non ci stanno problemi, però pensaci buono, prima che tu perda me. Circa ma scusa, si può che resta qua, dimmi che niente è più importante me. Illudami una poca, circa ma scusa, stringiamo forte a te. L'ultima volta, si già le decise, ma la circa ma scusa, stringiamo forte a te. L'ultima volta, si già le decise, ma la sa. Circa ma scusa, circa ma Io man mano, durante la trasmissione, saluto tutti i miei amici e saluto con grande affetto il mio amico Ciro Sannino, che abbiamo avuto, vogliamo chiamarla una grande avventura. Abbiamo portato in teatro Filumena Marturana
ed è stato un grande successo. E spero che al più presto ritorneremo con questo grande capolavoro di Edoardo. Un bacione per Ciro Sannino, ti tengo nel mio cuore. Coro mio. Adesso invece andrà un'altra canzone, anche perché poi tra un po', cari signori, devo indossare gli occhiali, perché non ci vedo proprio. E mi sono scritta tante di quelle cose che sono importanti da dire. Non posso trascurare nulla stasera. Andiamo con la prossima canzone, O treno solo. Una valigia, un biglietto e vai a cercare fortuna a un'altra città, mentre piagne questo cuore, o treno corre non ha pietà. Corre non ha pietà, ma chi sto treno a dove va, mi pare già un secolo che sto lontana a Napoli, ma chi sto treno perché non si è fermato a Napoli, non si è fermato là. O chiamano così, treno solo, ma chi stia treno da malinconia, a tu si aspetta qualche galleria per asciugare una lacrima in lo scuro. Fermata là, o chiamano così, treno rosso, ma chi sa, che stiamo treno la malinconia, a dove aspetto qualche galleria, per asciugare una lacrima lo scuro. Ma chi sto treno a dove? Paese a dove? A Torino, i va a Milano. Sai, pure io ci ho lasciato a mamma mia. Buona fortuna paesano, pure a te. Buona fortuna paesano. Buona fortuna. A me che me ne importa, a me che me ne foto, questa frase non mi è nuova e sono felice che sia stata ripresa da Cinzia Oscar.
una donna da Oscar, oltre che una artista che mi ama e che io amo moltissimo. Mi fa piacere presentarvi questa novità, questa cosa straordinaria che ha creato Nello Pennino per Cinzia Oscar, un'attrice possiamo dire, perché ha superato il ruolo di cantante e in questo video interpreta Napoli in tutte le sue sfaccettature, la Napoli vera, quella insomma che sta dentro Napoli. È un gruppo di persone straordinarie, il ritmo è bellissimo, insomma, come avessi voluto fare questa canzone, però mi è stata dedicata perché il solo fatto di citare la mia ambiguità, a me che me ne importa, a me che me ne fotta, ma a me che me ne importa, a me che me ne fotta. Tu sei Rosciano, tu sei Rosciano. Vabbè, hai ragione tu. Oggi si trova. O tempo mi mettere sta collana e scendo così. Ma poi andate a aspettare. Ci hanno fatto roce stamattina. Oggi hanno fatto male, sì. No, ma ci ha fatto niente. Wow, oggi come starà bella, mamma mia. E guarda qua, non mi pare Clementina. Totò, magari non ha fatto scemo. Oggi guarda, ci dobbiamo guardare la fine. E di cazzarena. Oh, ma non hai visto l'etichetta? I caso figlio può essere canzone, non sono d'accordo con sti contaminazione. Ora è più pop che parola napolegna, ormai una moda perché io popolo sono fuori. Cagna nei tempi, tu solamente non sei contenta. Allora senti che sti parole, noi non parliamo solo d'amore. Napoli è bella, Napoli è amara, teniamo solo, teniamo mara. Tu l'hai lasciata, ma tu stai, ma non già stanno di Ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte, ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte, ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte, ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte. Come te la già dica non è cosa. E le non è per te che le non pensa. Evviva il rap, evviva il pop, a due parole non so mai troppo. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Facciamo sound, buffo burdella, ma sono fornuto sti tempo bella. Non siamo nuovo, non siamo trash, o tempo non sono Ya me burdella. che me ne importa, ya me che me ne fotte, ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte, ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte, ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte. Vaga distrattamente abbandonata. Ha già cantato 1000 canzoni e dinda voce ha già messo cuore. Non mi appartiene sto cambiamento, canta storie con sentimenti. Ma tu che dici, tu che ti sbatto come una cagna, che me ne importa? Io ti combatto ma non mi arrendo. Tu veramente stai facendo? Ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte, ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte, ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte, ya me che me ne importa, ya me che me ne fotte. A tu pastino grano, grano cresce, riesce o non riesce, sempre grano cresce.
occhi ma non stai buoni, sono che giovane rimpiavo, e a balla e canto con mano vuota, o tempo a me non mi ha cambiato. E a me che me ne importa, e a me che me ne fotte, e a me che me ne importa, e a me che me ne fotte, e a me che me ne importa, e a me che me ne fotte, e a me che me ne importa, e a me che me ne fotte. Se lasci bene, ci siamo male, non si va male. Mi è piaciuto? A me assai. Se lasci bene, ci siamo male, non si va male. Partito? Azione! Ritorniamo in diretta. È arrivato l'ospite, mi hanno detto che è arrivato. Sì. Ok, vado con gli occhiali adesso. Questa sera ho come ospite una persona che ha fatto parte di un trio molto famoso, nato negli anni 80, negli anni 50. Magari poco visibile perché a quei tempi c'era la radio e la televisione era agli inizi. Ma sono stati i predecessori di alcuni di quei personaggi famosi che abbiamo avuto ospite qua in trasmissione. Stiamo parlando di un trio che ha viaggiato tanto, hanno fatto dei tour tra Italia, Svizzera e Australia. Partecipando a numerose riviste, teatro e tanta radio e tante manifestazioni importanti di quei tempi. Ho particolare attenzione a questo ospite perché sono legata a lui con il cuore. Non tutti sanno che il signor Antonio Testa è il fondatore di questo famoso trio Oscar. È mio padre. E questa sera sono felice di averlo qui, mio ospite. Signori, Antonio Testa. Buonasera. Sei la luce degli occhi miei. Perché mi porti questa luce? Se guardiamo di là forse è meglio. Spero che questa luce possa illuminarmi questa serata magica che dovrò interpretare. Questo è per te. Grazie. Adesso tu ti siedi alla mia destra, lì, mi dai quel microfono. Ecco,
Tu ti puoi accomodare mentre io cerco di posizionare la mia luce. E mi siedo vicino a te. Anche perché abbiamo tante di quelle cose da dire stasera. Tante, che io le ho dovuto scrivere. Sono tantissime. Innanzitutto ti chiedo: che emozione provi a stare qui stasera con me? Mi manca la parola. Bello. Senza parole, ma hai detto tutto. Inizio a farti delle domande. Quali sono i tuoi difetti e i tuoi pregi? I miei difetti sono la precisione. Lo sapevo. Perché per gli altri magari possono essere difetti, ma per me è un pregio, perché una persona mi definì il precisino, era di Padova questa persona. Immagini che una volta io avevo appuntamento con una persona a mezzogiorno, ero in macchina e allora mi resi conto che io non sarei riuscita ad arrivare in orario a mezzogiorno. Ho lasciato la macchina in parcheggio e sono corso per trovarmi a mezzogiorno. Sono arrivato a mezzogiorno meno 5. La persona che avevo appuntamento è arrivata alla mezza. Ma non c'è niente da fare. Se lui mi avesse dato un altro appuntamento, io sarei stato preciso. E poi non lo so se lui è qui, non lo so. Vabbè, se per gli altri è un difetto. Infatti, chiamiamolo difetto, ma comunque non è un difetto, è un pregio. Andiamo con i pregi. I tuoi pregi? I miei pregi. Anche se questo rientra nei pregi, il tuo difetto. Forse. Ecco. L'hai detto. Sì. I miei pregi. Amo le cose belle. Mi piace vivere la vita. Questa sera è una serata splendida. Ecco qua. Sì. Io concludo qua. Per quanto riguarda. Noi siamo da una settimana per mettere su questa trasmissione che tu non sapevi niente. No. Perché no. il maestro Alberto Costa ti ha telefonato e ti ha detto: Don Anto, sì. Preparatevi in un modo particolare perché siete ospite, Cinzia deve fare una serata canora e voi sarete ospite. Io ho avuto diversi ganci che mi hanno dato una mano a fare tutto ciò. Che io non conosco. Che tu, cioè, che tu conosci però. Ma non so chi sono. No. E parliamo di Rita Eboli. Rita Eboli. La tua nipote. Figlia di mia sorella. Di tua sorella Nina. E poi parliamo di Mario Testa, figlio di zio Ciro. Ah, sì. Sì. Mario Testa, sì. No, perché c'è un altro Mario Testa. Sì, lo so. Ora allora, non sapevo chi fosse dei due. Quale cosa riesci a fare meglio? Io ho fatto più di un mestiere, ma quello che mi è riuscito è stato il teatro, la musica, la canzone. Io mi permetto di dire, un periodo ho fatto scuola di canto ed abitavo proprio qua a Casavatore. Tu sai bene che siamo stati ad abitare a Casavatore. Non lo so perché. Sai perché? Perché grazie a te io feci
mi permisi di dare scuola di canto, perché tu una volta mi facessi un complimento, nonostante che conoscevi bene tuo papà. Gesù papà, perché nel canto posso arrivare ai Certo. particolari, perché tu provavi una canzone e per una nota acuta, per una nota un po' acuta, volevi abbassarla di tonalità. Io ti dissi no, perché in questa tonalità tu ci stai bene, la voce squilla e brillante. Se l'abbassiamo di un tono o di mezzo tono, non risulta più bene. E allora scusa papà, ecco qua, tu questa nota che secondo te è altina e tu non ci vedi, me la devi impostare in questo modo. Tu ci hai provato. Dice, Madonna papà, ma che sei tu? Ma perché non fai scuola di canto? Perché tu non so se ti ricordi questa. Mi ricordo Ok. benissimo, però ti lascio parlare, anche perché tutte le cose che tu dirai io le ricordo tutte. Adesso mi dicono dalla regia. Ah, benissimo, benissimo. Adesso ci alziamo un attimo. Ci alziamo un attimo perché andiamo verso il pianoforte. Vedi lì? Sì. Rimani così, così. Sì. E noi seguiamo tutte le foto. Vediamo da dove iniziamo, qual è la prima foto. Ah, la prima qui. Tu dovresti commentare queste foto. Sì. Questa qui, la prima. E poi Allora, man mano. Questa è mamma. Questa è mamma. Certamente. Me la commenti? Questa è una foto che lei da sola andò a un matrimonio dove io non potevo parteciparvi in quanto dovevo lavorare. Sì. Va bene, erano persone carissimi amici che io... Io so che lei ci teneva molto a questa foto. Sì, quindi devo dire Sì. il vero, vabbè. Una volta non si trovava questa foto tra le tante e lei accanitamente mi disse trovala. E tu mi dessi una mano, mi ricordo che pure tu, dici papà cerca di trovare, sai perché? Posso dirlo? Sì. Perché mamma disse quando il Signore vorrà Voglio questa foto. voglio questa foto. E quasi subito dopo accadde. Andiamo alla prossima foto. Quella lì dietro, quella te la commento io. Sì, Quella ci sono io E e Marco. Marco Diel tiene appena un paio d'anni. Sì. Poi c'è l'altra che lì ci sono sempre io, però mi ricordo che mamma con questa cornice ce l'aveva sul comò, ti Sì. ricordi? In camera da letto. come no. E questa foto con quella cornice a me tanto cara. Se tu ti sposti un pochino più avanti possiamo guardare questa, te la ricordi questa qua? No, Noi possiamo guardare anche dal monitor, Questa? guarda lì, Ah, ecco. noi guardiamo, loro la inquadrano. Ti ricordi il mio primo festival? Canoro? vabbè, no, Lusignolo di Napoli. Bravo. Come no? Allora, dove tu posso commentare? Certo, Se ti ricordi, tu non dovevi partecipare a questo. infatti. Doveva partecipare una tua cugina, Sì. Flora, che aveva fatto il contratto per la RAS, per un'assicurazione. Se non che, e qua diciamo una bella cosa, non che Flora all'ultimo momento si rifiutò, anche perché di canto non ne sapeva niente. E allora zia Nunzia, sorella di mamma, disse perché non mandiamo Cinzia? Ma tu non cantavi allora.
non cantavi perché io non ci credevo a te. Ma l'insistenza di mamma e di tutti dice facciamolo partecipare. E allora accettammo questo contratto, questa partecipazione all'Usignolo di Napoli, organizzata dalla RAS. E cantai Un momento, Re di denari. Aspetta un momento. In primo momento c'erano 40 partecipanti, 40 tue coetanee, più o meno. E io ti dissi, senti, se tu mi segui, io ti farò vincere il festival. Tu dicevi, come? Tu non ti preoccupare. In primo momento dovevi cantare la cartolina in Napoli. Sì. Poi siccome che tu, come persona, eri un po' vicina alla cantante Nada, io ti feci cantare Re di denari. Che c'erano certe movenze, certe mosse, dici papà, perché mi fai fare? Non ti preoccupare, vai avanti. Comunque, conclusione, facemmo Vinci. questo festival, una brunetta tutto pepe vince l'Usignolo di Napoli. Grazie, è vero. Ecco qua. Ma al mio fianco vedi chi c'è? C'era sempre lui, Io non vedo però. Mariolino. Sì, E sì, abbiamo questa coppa, abbiamo che con innalzata. orgoglio alzava la coppia che tu avevi Infatti, vinto. per questa grande felicità. Subito dopo viene un'altra foto e c'è sempre Mariolino, Mario. io e lui vicino. Anche perché se tu non hai mai notato, in tutte le foto che io ho con Mario, Mario si trova sempre alla mia sinistra. Non l'avevi notato questo No. particolare? No. Allora io mi sono data una risposta, mi sono fatta una domanda e me la sono trovata poi la risposta. In tutte le foto da quando eravamo piccoli, e infatti c'è una grande testimonianza, perché dopo ne vedremo un'altra quando eravamo piccoli, ho capito perché Mario si trovava alla mia sinistra, Perché? dalla parte del cuore, Ah. ed è stato proprio lui ad aiutarmi. Andiamo con la prossima foto, vediamo qual è. Vediamo, stanno inquadrando, ah, eccolo qua. Questa la commenti tu, lo so che dura. Commentala tu. E lui, il nostro Mariolino che stavamo parlando, Mario Testa. Io ti posso dire solo una cosa, papà, che se Mariolino si trovasse ancora qua con noi, sicuramente l'avrei invitato a questa trasmissione per dare a lui l'Oscar, perché tanti di loro non sanno a casa che Mariolino, mio fratello, era lui che cantava bene. Io sono arrivata troppo. Vogliamo dire come sei arrivata? Sì, Sì. Allora, Mario, come attore, come prodigio, lavorava con Pino Mauro, se non che si ammalò, poiché chi seguiva Mario sì, era mamma, perché aveva il mio lavoro di teatro e di quant'altro. Nonché si ammalò Mario. E questa birbantella, con l'invito di un suggeritore, che quando veniva mia moglie, la mamma, con lei per accompagnare il piccolo Mariolino, suo fratello, Sì. il suggeritore, a mia insaputa, se la chiamava vicino e la interpellava, la faceva, insomma, gli fece, come dire, una prova. Quando è capitato che si è ammalato che il fratello, questa qui ha interpretato il ruolo maschile di suo fratello nella
in questa commedia, in questa sceneggiata. Ti ricordi come si chiamava? Calibro 9? Sì. Dico bene? Sì, Con Pino Mau. sì. Così nacque lei. Poi successivamente capitò l'occasione di questo signore, e allora, anche se io non volevo che lei facesse la cantante, l'attrice, ma mi sono dovuto piegare alla verità, ed eccola qua. Ce l'ho messa tutta. Andiamo con la prossima foto, vediamo quale verrà inquadrata velocemente, perché poi ci sono tante di quelle sorprese. Vediamo un po' il nostro cameraman. Qual è la prossima foto? Ah, ecco, questa è quando eravamo piccoli e Mariolino si trova di nuovo alla mia sinistra, e che la sorella Vicerella più piccola, Gesù, sono io. Quella più grande invece è una mia cugina, che sarebbe Anna, la figlia di zio Gennaro, dietro. Però chi lo nippla, Piccirill, sono io. Ultima foto. Quella è una delle mie foto che preferisco. Anche perché questa fu l'ultima foto che io feci con mio fratello Mario. Mi trovavo a una cerimonia, andai a cantare lì e fu proprio lui a chiamarmi, però tramite un amico. Io andai lì e dopo aver cantato lui si alzò e dice: Cinziaretta, a posto. Dissi: ma tu che ci fai qua? Questo tu non lo sapevi, te lo dico adesso. Io dissi: che ci fai qua? E lui mi disse: ne capite niente, io ti ho mandato a chiamare un compagno mio, se no tu non ti pigliavi i soldi. Capito? Benissimo, adesso ci sediamo, perché in questa trasmissione non c'è stiamo e c'è per tante ragioni, anche per dare un po' movimento alla trasmissione, e anche perché abbiamo tante di quelle cose da fare e da dire. Io adesso ti dedico una canzone che ho presentato al Festival di Napoli su Rete 4, e ho avuto quel grande piacere e l'onore di potermi affiancare a un grosso personaggio del teatro e della canzone napoletana, Mario Merola. Per cui la canzone è Sì tu papà. Prego. Pronta Maria, so papà. Ti voglio fare gli auguri, figlia mia, e che passa per guardare in dall'occhio, come quando mi guardassi la prima volta. Tu stivi arraugliata in do sciallo a terra in una chiesa abbandonata, e io ti portai con me e ti ho detto: nonna mia, sono passata 20 anni, Maria, e oggi tu vai a sposare. E io che sto lontana, coppa all'altare, non ti posso accompagnare. Marinda che se vai a te, vicino a me, caro papà. Coppa all'altare, quando giuro innanzi a Dio, mi ha coraggio mentre cagna vita mia. Non mi si batte, mai mi sento figlia a te. Nessuno è più importante che proprio tu, non può mancare. Senza paura, ne cresciuto in tasti braccia, c'è stivo tu, si infondeva questa faccia, sacrificando la vita tua per sta con me. Se tu No, non piangere, figlia mia, asciuttati si lacrime, o sai che mi fa male a te sentire così. Cai pure lontana, con cuore stonga sempre a fianco a te. Marina
a te, vicino a me, caro papà, senza paura, mi cresci in sti braccia, c'è stive tu, si imponeva questa faccia, sacrificando la vita tua per sta con me. Se tu papà, Auguri figlia mia, e che Dio ti accompagna. mai voi a te, papà. Ritorno a farti delle domande. Dimmi, Stasera sembro un po' imbranata. perché? Di solito sono sempre più sciolta, anche perché oramai conosco bene questo mestiere. Però la tua venuta qui mi sta imbranando un poco, Ma non papà. ti nascondo pure a me. È reciproca. Andiamo avanti con le domande. Allora, vediamo un po'. Queste siamo andate. Ah, benissimo. Cosa ti fa arrabbiare di più nella vita? No, pensavo che c'era un continuo. No. Cosa ti fa arrabbiare questo più nella o vita. quello? Vabbè. Ma le assurde contrarietà. Le assurde contrarietà, sì. Le cattiverie magari che uno può ricevere senza ragione, allora sì. No, vado proprio in tilt. Perché Bene. dica, io non lo merito, perché succede questo? Ecco qua. E ti fa arrabbiare. A cosa pensi prima di addormentarti? Oh, Madonna mia, quanti pensieri, brutti e belli, e qualche volta non riescono a farmi prendere sonno, proprio la verità. Qual è invece il primo pensiero della giornata? Di affrontare bene la giornata e con me anche i miei cari, te in particolare, anche perché fai un lavoro che bisogna stare bene con gli occhi aperti. E tutti coloro che voglio bene, che mi vogliono bene, Io devo- e anche al mondo intero. Io ho dovuto studiare bene le domande perché io all'inizio della trasmissione ho detto che sono contrastata proprio con i sentimenti, perché io mi trovo in veste di conduttrice stasera, ma sono tua figlia, per cui è stato un po' Imbarazzo. difficile scrivere, trovare le domande da farti. Allora prima della prossima domanda tu devi guardare il monitor, Sì. perché c'è un contributo dalla regia, un messaggio per te che ti manda qualcuno. Vediamo di chi si tratta, secondo me non te l'aspetti proprio. Vediamo. Vediamo. Ciao Donnino, sono tua sorella Nina. Hai visto quanti onori ha fatto tua figlia Cinzia? Perché tu te lo meriti. Sei stato un padre esemplare, è un bravo musicista e vorresti esserlo ancora musicista. Ti piace ancora la musica? Scusami tanto, volevo esserci anch'io, ma sono vecchia ormai, non posso più fare niente. Ti mando soltanto un bel bacione, grande grande. Ciao Tonino, ciao. Che te filate fa? Non è stato È vero, facile, è vero. non è Che perché è è vecchio. voluto andare pure dal parrucchiere Lei ha per dovuto- fare sì. È voluto andare dal parrucchiere, ha voluto parrucchiere a casa. Ah. La ragazza non gli andava bene, ha voluto proprio il parrucchiere, il titolare del negozio. Ah, sì? Sì, io devo ringraziare Rita per aver fatto questo bellissimo lavoro del clippino. Ah. Allora,
Andiamo alla prossima domanda. Hai qualche aneddoto simpatico della tua infanzia? Sì, allora ti dico, nella mia infanzia, noi siamo stati, io e zio Gennaro, siamo stati in collegio e mi ricordo, io avevo i miei 8 anni, 9 anni all'epoca, zio Gennaro ha 3 anni, 4 anni più di me, e ricordo che noi alla sera, quando si andava a letto, avevamo questa possibilità di cantare unitamente io e me. E già all'epoca si cantava canto e contraccanti, Sì. con la mi ricordo, figurati, sto parlando di tanti anni fa, Certo. addirittura ricordo le canzoni che cantavamo. Cantavamo una canzone caravaniere canta, la nena che tormenta tutti i cuori della tribù. Un'altra canzone, non t'affacciar se canto per te Maria, baciami senza amore, l'avrai baciata. Ma ti sto parlando qualcosa come Ma arrivano gli 70 applausi dalla anni fa. regia e dai nostri studi, sì. E io ricordo. Allora, questo è un modo per riallacciare come nasce il trio Oscar. Sì. Nonché poi all'età giusta mio zio Gennaro partì per militare e strimpellava la chitarra, perché noi siamo figli di suonatori, non musicisti. Suonatori, tu sai bene che pure nonno Mario suonava fisarmonica, chitarra, violino, mandolino, suonava come autodidatta, non era un musicista, era un suonatore, perché i musicisti sono coloro che studiano la musica e leggono la musica. Sì. E allora quando è tornato, si è congedato, suonava bene la chitarra. Io ricordandomi che noi già avevamo questo dono, senza che nessuno ci avesse imparato a cantare canto e controcanta con le terze. Certo. Dice, perché non creiamo un trio? No, iniziamo con un duo, Tony e Jenny. Sì. Poi, poiché era di moda questi trio, infatti i nostri predecessori sono stati trio Converse, trio Scandal e dopodiché trio Converse, poi dopo venimmo noi e formammo questo trio, Sì. il trio Scade, che il primo va bene, tu poi conosci tu la storia, così questa è stata una bella cosa, insomma, che mi ha dato la vita. Ok, chiudiamo questa parentesi perché ce ne saranno tante altre. Adesso io canto un'altra canzone. È una canzone, insomma, che ci ho lavorato tantissimo e ci lavoro ancora tanto. Tu sai che il pubblico mi ama. Tu hai sempre detto, da lassù ci sta, come dici tu? Qualcuno che ti ama, Qualcuno che ti mi ama, protegge. che mi protegge. E No, nel vogliamo frattempo- dire perché questa signora una volta ha preso la tangenziana al senso inverso, si sono fermate le macchine davanti, si sono fermate, non è che è successo uno scontro. E allora quando me la raccontò, disse, ma tu tieni uno santo meraviglioso che ti protegge, altrimenti non poteva essere ciò che è successo. Io credo che chi mi sta a rete per Susanna Sì, è buono. continuamente, Buono. che parecchie volte è arrivato. Io canto la canzone Maledizione. Grazie. Goppa sta fotografia, tengo 2 trazzelle nere. Com'era bella vita mia in te su una creatura. Ma dormiva che bambulella e mi scendeva la voce mamma mia. Poi sono cresciuta, mi sono innamorata e tutto cosa oggi sbagliata. A storia mia pare una sceneggiata, io caro mio, una storia diventata, ma è colpa mia, si tenga solo a me.
e non so mai che voglia avere. Maledizione, la prima volta che ci ha fatto amore, che delusione, a danna ci campata l'illusione. Maledizione, tu l'hai mai trovato per amore, come appartiene, chi rintoli e t'hai voluto bene, per l'amore che ci mesi in canzone, che resta vita e non legge mai capita, e ogni sera mi guardi in lo specchio, mi trovo solia. La vita mia è un'anima spandata, quanto bucini, quanto me ne sbagliato, o compagnia, ma tengo solo a me, e non so mai che voglia avere. Maledizione, la prima volta che ci ha fatto amore, che delusione, a danna ci campata l'illusione. Maledizione, tu l'hai mai trovato per amore, come appartiene, chi rintoli e t'hai voluto bene, per l'amore che ci mesi in canzone, che resta vita e non legge mai capita, e ogni sera mi guardi in lo specchio, mi trovo solia. Coppa sta fotografia, tengo 2 trezzelle nere. Com'era bella la vita mia, rindevi su una creatura. Dormiva che bambonella e mi scendava la voce, mamma mia. Mi sono cresciuta, mi sono innamorata, e tutto cosa ha già sbagliato. Allora, io mi siedo perché adesso dobbiamo accennare, perché poi andremo avanti con i racconti, in modo molto sintetico. Come nasce il Trio Oscar? Come nasce il Trio Oscar? Il Trio Oscar nasce, il primo fu Armando Cini, poi questo qui partì per militare. Ok, andiamo al prossimo poi? E quindi noi rimanemmo senza. Sì, ritornaste un duo. No. E allora invitammo un nostro cugino, testa come noi. Ma non andava. E ritornaste, io dico, ritornaste in duo perché mancava sempre un terzo. Sì. Ah, ecco, questo era il mio senso. Sì. Cugino, niente. Poi? Poi successivamente, e questo è molto importante, ricordo che una volta un componente del primo trio Scandal, sì, che pure loro erano rimasti in due, qualcuno gli diede notizia che tra di noi, i due fratelli, c'era e provarono a Zio Gennaro. benissimo. E arrivò Zio Gennaro. Però
questi poi hanno provato, ecco, non si fecero più vedere, presente. Sì. Nel frattempo noi stavamo con questo nostro cugino, ripete, che Certo. non Vabbè, andava molto non andiamo bene. nei particolari. E io mi ricordai che questi due che vennero per invitare zio Gennari, che non sapeva, Sì. non avevano combinato niente perché non avevano trovato il terzo. E fummo noi ora a invitare lui, Sì. che era Mario Caruso. Bene. Mario Caruso. Andiamo. Quello che siamo stati per anni assieme Bene. e che abbiamo avuto tanto successo anche Soddisfazione. con lui. Poi, perché era bravo. poi accadde qualcosa che lui non fece più parte di questo. No, volle di questo- cambiare, volle Ok. cambiare. Poi accadde, sempre per trovare il terzo componente di questo trio Oscar. Cosa Poi accadde? accadde che rimanemmo in due, infatti ci sono nelle foto, ci sono documenti che attestano che facevano Dopo commentiamo tutto, adesso mi devi dire Sì, a che punto sei arrivato. un momento, Poi un momento, Sì. con il duo. Con il duo partimmo per una tournée Sì. e in questo c'era un bravissimo cantante e ballerino, Nando Simon, che tu conosci. Scusami se ti interrompo, zio Nando. Poi accadde qualcosa che zio Nando non c'era più e poi che accadde per trovare di nuovo il terzo Sì, componente? poi zio Nando, insomma, siamo andati avanti un certo Sì. periodo con un enorme successo, Benissimo. per fortuna di questo zio Ne Nando. parliamo dopo, vai. E poi che accade? Rimanemmo un'altra volta in due. Zio Ciro, Zio Ciro, che era andato avanti con gli anni, perché c'è molta differenza Sì. con noi, eppure strimbellava la chitarra, canticchiava e prendemmo Zio Ciro. Ah, che Ecco, era il più piccolo dei fratelli. era il più piccolo. Vediamo da lì chi arriva sul tappeto rosso stasera per te. Ciro Testa con la sua chitarra. Ti accomodi qua. Ti puoi accomodare qua, alla mia sinistra. Come era di solito, sta acceso. Ti sei reso conto di quello che abbiamo fatto per mettere su questa trasmissione? Io direi di accomodarci, perché dobbiamo accomodarci perché abbiamo ancora tanto da dire. Allora, innanzitutto a zio Ciro io gli chiedo, devo chiedergli, come l'ho chiesto a papà, cosa provi tu stasera trovandoti qui? Beh, si va un po' indietro ai tempi, quando veramente eravamo giovani e insomma avevamo una bella voce, potevamo fare belle cose tutto sommato, no? E stasera sono qui emozionato. sei perché è tornato naturale. indietro con i tempi, con gli anni, Certo. però sei felice insomma che Ma certo. abbia messo su questa puntata dedicata Ah, come al no? trio Oscar. Vedi, proprio questo, io mancavo da queste scene da tempo, l'emozione ci sta, insomma. Mi guardo intorno e mi ricordo qualcosa, no? Io stasera sono più imbambolata di voi. Io non sto capendo. Ah, voi avete notato che io ho qua un auricolare e dall'auricolare il maestro Alberto Costa mi dà passo passo, mi dice tutto quello che dobbiamo fare. Però io mi trovo, lo ripeto, tra la conduttrice e la figlia, la nipote. E la nipote. Ed è complessa questa cosa. Adesso andiamo con dei contributi dalla regia, delle fotografie che voi dovete commentare, ok? Voi due. bene. Vai, primo contributo.
Io non c'ero, dovete commentare voi. No, neanche nei pensieri. No. Questa è con Mario Caruso. Mario Caruso. Io sto al centro, Sì. Zio Gennaro con la chitarra alla mia destra, Sì. e Mario Caruso perché sta facendo un'imitazione. Bene. Quindi sta imitando la tromba, perché lui era un bravo imitatore, cioè rumorista. Sta imitando la tromba, quindi perciò ecco, guarda, questa è la posizione, Sì. perciò non si vede il viso. E tu non c'eri ancora? No. Tu eri piccerilla? Ma io avrò avuto 10 anni. Tu eri piccola. Lei era piccola. Perché poi hai dovuto aspettare che lui crescesse. Già, giusto? Arrivasti all'età più o meno 17-18 anni. Qualcosa in più magari. 18-19. 19, vabbè, qualche anno vabbè. in più, Un insomma, anno in più, non per arrivare poi da sto trio Oscar. Sì. Passiamo alla prossima foto. Ok. Questo è sempre Mario Caruso. E tu tenevi sempre 10 anni. al centro. Io avevo sempre 10, 11 si chiama. Zio Gennaro al centro, Sì. Mario Caruso alla mia sinistra e io alla mia destra. Sì, benissimo. E dove eravate là? Con la compagnia Trottolino, la compagnia di riviste. Sì. La rivista dove c'erano le soubrette, vero? Le ballerine. Ah, le soubrette, però, insomma. La soubretta e le ballerine. A me, se non sbaglio, questa soubrette doveva essere altissima. Cioè, io se fossi nata, a quell'epoca non la potevi fare la soubrette, papà. No, tu potevi fare la soubrettina. Questa è bella, caro Alberto Costa, dalla regia. Cioè, mi dice mio padre, a causa, insomma, per merito, a causa della mia statura, potevo fare solo la soubrettina, Certo. perché quando dovevano essere alte? Pensi che la prima soubretta, quando noi entrammo in compagnia, Sì. si chiama Anna Maria Di Giulio ed era la sosia di Sofia Loren. Non per Benissimo. niente. Immagina quando era alta e quando era bella. Allora, adesso andiamo alla prossima foto. Ucci, tu eri sempre piccerino, stavi arrivando mo ai 13-14 anni, zio Ciro. Ma non credo, sai, questa No, questa è perché li sempre vedo Mario molto Caruso. più giovani allora. No, io penso di no. Anche perché vedi quella chitarra che c'è, quella la rubarono poi. Ah, rubarono quella E chitarra. quando la comprai, Gennaro, me la fece suonare Ah, e io ero ecco. proprio ragazzinetto, dunque non credo che avevo E quanti anni 11 avevi? 10 anni, sì, più o meno. Ah, ancora piccoletto Sì. eri. Sì. Vediamo un po'. Prossima foto. Ah, questo è un giornale. Questo facciamo una tournée all'isola di Malta. Infatti guarda, c'è scritto in inglese, vedi? All'isola di Malta, Bene. dove c'era un cantante, si chiamava Sergio Centi, e da Alda Silene, che erano la ditta di questo spettacolo. Intendo la ditta, sì, i nomi principali. Però ahimè, siccome che noi facevamo un'attrazione nello spettacolo, uscì la nostra foto sul giornale. Questa risale, oh madonna mia, quanti anni, ma tanti, non ricordo, ma tanti anni fa. Ok, con le foto ci fermiamo adesso. Ci fermiamo con le. Io vorrei fare una domanda a zio Ciro, però. Sì. Zio Ciro, com'è stato per te, essendo insomma giovanissimo? Perché essere cantante solista, guardiamo di là, essere cantante solista è una cosa, perché è un cervello che pensa, no? Una sola capa. Ma essere un componente di un trio Oscar e ragionare con 3 teste, non per caso il cognome è Testa. Infatti a noi dicevano che facevamo una reclama delle lamette 3 teste. È vero, le 3 teste. Insomma, è stato complicato per te adeguarti al carattere di ognuno di loro?
No, in verità no, perché io, ripeto, essendo più giovane di loro mi gestivano in un certo modo, no? E, no, poi ti dirò che ci siamo incontrati nelle stesse cose, perché io facevo un po' il rocchettaro e alcune canzoni loro mi hanno assecondato e poi ho imparato anch'io le loro canzoni e insomma è stato un po' diverso da come era con Mario, con gli altri che hanno preceduti. Ho capito. Allora, a distanza di tanti anni, no? Voi avete avuto delle problematiche e una volta rimaneva un duo e mancava uno e poi partiva voi surdate e poi magari un litigio. Era il trio più discusso. Il più discusso, ma molto molto movimentato. Sì. Voi permettete che stasera io, anche solo simbolicamente, riunisco il trio Oscar. Oh, e come? E come? Impossibile. Un'idea ce l'ho, ho capito qualcosa, ma non mi sbilancio. Italo Caruso, il figlio di Mario Caruso. Ah, scusami, è di là, sì. E quella è la tua postazione, caro Italo. Ci possiamo accomodare? Ci accomodiamo? Ti devi sedere, sì. Ti devi accomodare. Allora, caro Italo, Piacere enorme. che sorpresa è stata per te? Io ti ho rintracciato tramite Facebook, lo sai, no? Tramite internet. Ho rintracciato tuo fratello Alberto. Prendi il microfono, forse che Non è ha potuto meglio. venire perché sta troppo lontano. Infatti, no, io ho rintracciato lui. Lui per una serie di problematiche sue, dei suoi impegni, disse no, ma c'è sta mio fratello. Vabbè, che ha combinato sta settimana? Dice, c'è sta mio fratello Italo. Che poi lui Alberto vive a Pescara, giusto? Dice ma come? Quello c'è sta Italo che vive qua a Napoli. Dico mamma mia, allora dammi il numero che io rintraccio a Italo. Rintraccio Italo e dico senti Italo, ti potresti mettere in contatto col maestro Alberto Costa, perché magari dice Alberto Costa, quello è un mio carissimo amico, ma tu hai capito come stavano le cose? Vero, è Io so vero. che tramite internet può trovare e che l'era amico Alberto stava qua, bene. Lui stasera Italo rappresenta il papà. Ma io ho un ricordo talmente eccezionale con lui e la Buonanima di Gennaro. Io ero piccolissimo quando loro mi portavano come mascotte nei teatri. Mi ricordo tanti teatri che io avevo 4 anni, 5 anni, però erano loro che a volte io non ridevo perché loro stanno là per questo. E mio padre lo diceva, ma perché non ridi? Ma questi qua ti prendono in giro, stanno ridendo tutti voi. E quello era lo scopo loro che io... E poi ci siamo visti dopo tantissimi anni. Lui è stato, faceva parte del complesso, lavora con Peppino Brio, è stato per anni, poi si è stato imbarcato, mi pare, è vero. Se tu tieni il microfono però sempre fermo riusciamo a sentire quello Cerco che di dici. non muoverlo. Sì. Allora, caro Italo, raccontami un po' brevemente, anche perché poi andiamo ad altre sorprese, altre situazioni. Raccontami brevemente il tuo papà, cosa ti raccontava di questa coinvivenza nel trio? Stessa domanda che ho fatto a zio Ciro. Ma pure se era qualcosa... No, ha parlato sempre bene perché lui era entusiasta di queste cose, poi conoscendo tuo padre e tuo zio, a parte lui che è venuto dopo, l'entusiasmo era tantissimo. Lui prima andava mio fratello Alberto con loro perché era il più grande, poi Alberto andava a scuola e diventa io la mascotte loro e mi ricordo tutti i teatri a Napoli per fare qualche nome, Margherita. Allora io vorrei parlare un attimo con i miei telespettatori, fammi un primo piano perché è proprio il caso di farlo, questo primo piano. Ma voi a casa ci state capendo qualcosa? Che stiamo parlando delle novelle? È vero zio Cino?
esagerato, questo trio sempre che si scombinava e loro avevano un grande successo e dovevano fare le serate e trova un altro, insomma stasera si è ricomposto il trio, si è riformato il trio Oscar. Sì. Senti Italo, ti vorrei chiedere, ma tu oggi quale professione? Che Faccio professione fai? il musicista. Fai il musicista. Ho preso l'ordine di mio padre e di tuo padre e dei tuoi zii. E fai il musicista. Andiamo con altre foto, vediamo un po' che cosa c'è. Ecco, la rivista, giusto? Ecco la Bruna Lalli, vedi? Bruna Lalli, La tua madrina. Sì, di prima comunione. Questa è sempre con la compagnia Trottolino, compagnia di riviste, che cantavamo una canzone che si chiamava Tutta Azzurra. E allora lei era una brava cantante. E insomma abbiamo un po' impossata la cosa come il quartetto Cetra, diciamo, per carità, ma lontanamente dai mostri sacri. L'idea era quella però, l'idea. Però era quella, scimmiottavamo un po'. Un'altra foto, sempre della rivista, vediamo. No, questa invece no. Questa no. Questa è una reclama di una festa. L'unità. L'unità, sì, sì. Dove c'è, se vanno su, no, devono salire su, ancora su, ancora, ecco qui. E c'era questi nomi e la partecipazione del trio Oscar. Benissimo, andiamo avanti con la prossima. Ah, è bella questa, Questa già l'abbiamo vista, mi pare. Me la commenti? Ma casa? No, qui è... Chi è, zio C? Mario, sì. È Mario Caruso qui. Qua è sempre il tuo papà, Italo. Sì. Zio Gennaro, papà. Sì. E Mario Caruso. Senti, io mi riallaccio alla rivista. Alla rivista, il fatto, non ci posso pensare, capite sto fatto? Mi spostano poco i nervi, papà. Il fatto di la rivista che la soubrette doveva essere alta e io se fossi stata oggi una soubrette non la potevo fare, insomma sta soubrettina era la soubrettina. Oggi esiste la soubrettina e quindi ti saresti salvata facendo in verità la soubrettina. C'era la soubrette e due soubrettine. C'era la soubrette? Sì, soubrettina, ma no soubrettina di statura, erano due di ruolo soubrettine. Certo, ho capito. E una di queste soubrettine chi era? Chi era una di queste? La mia fidanzata. Isa Daniele. Isa Daniele. No. Sesette, no? Isa Daniele era la soubrette non in costume. Quando c'era... Ma non era soubrette, non era. No, è soubrettina, faceva era con Lavanda Pirol. C'era Lavanda Pirol che era l'altra soubrettina. Ma non usciva in Ok, comunque era una soubrettina. Isa Daniele. Vediamo dalla regia che ci dicono adesso. Vediamo. C'è una diretta. Pronto? Una diretta, pronto? Ma qua si parla di soubrettine. Soubrettine di qua, soubrettine di là, soubrettine di là. Ma io mi sento chiamata in causa. Ma chi sei? Hai ragione, scusa. Ma chi sei? Ma come chi sono? Sono la soubrettina. Lisa Fusco. Vita mia, la nostra soubrettina. La vera soubrettina. Sono la vera soubrettina. Non solo di statura, ma ma sai anche... che cos'è, Cinzia? Sai che cos'è? Io sentivo questo richiamo, io non resisto, sentivo da tuo padre, è la soubrettina, era la soubrettina, ma insomma chi è che fa il mio nome, chi è che mi chiama? Eccomi, sono pronta, sono qui. Gioia, io ti ringrazio per questa telefonata, anche perché io so che tu viaggi molto, Roma, Napoli, perché stai facendo delle registrazioni per Mediaset a riguardo alle trasmissioni di Barbara D'Urso. Bene, raccontami tu. Che devo raccontarti più o meno? Avete visto più o meno le vicende? La staccata è andata male, che si è dovuta ingessare un braccio. È andata male? Sì.
in una trasmissione della Rai, se non erro. Sì, per una trasmissione di Rai 1, Mezzogiorno Italiano, che praticamente ero ospite. E la conduttrice mi disse: Lisa, che cosa vuoi fare? Il tuo cavallo di battaglia? Io dissi sì, faccio una spaccata. E così rimase praticamente. Lisa, sai che tante persone si chiedono se era uno scoop oppure è stato veritiero, insomma sta spaccata andata male. Ma ce lo puoi dire in privato? No, era vero, era tutto vero. E per fortuna che mi sono giocato braccia, perché non ci credevano. Infatti. Allora io con il braccio ingessato è stato comunque una prova. Ecco. Noi stiamo mandando delle tue immagini nel frattempo. Medici. Sì, sto vedendo. Benissimo. Che l'unippola. Scusami Lisa. Io vorrei capire, la tua telefonata, a parte che sei stata richiamata a Subrettina K, a Subretta Rossa, a Subretta Piccerella, io vorrei capire perché tu stasera hai fatto questa telefonata, a parte il richiamo. Io ho fatto questa chiamata perché sono felicissima di vedere finalmente una figlia che dà i giusti meriti al proprio padre. Siccome tuo padre è stato praticamente il papà di tanti gruppi che poi si sono formati, anche per esempio se vogliamo citare Neri per caso, no? E io non li ho visti, non ho avuto modo di sapere neanche che era tuo padre, e questa cosa è stata bellissima da parte tua, che hai regalato al tuo pubblico una parte di te, ed è giusto, sei una bellissima persona, dare questo Oscar a tuo padre. Grazie. Io apro una parentesi e la chiudo. A parte per la carriera, Lisa, ma l'Oscar a tuo padre glielo devi dare soprattutto per un motivo. Dimmi. Che ha fatto a te. Ma bella. Il premio più grande è perché appunto ha creato te, ha creato comunque una meravigliosa persona, un artista, figlia d'arte veramente, non che uno nasce la mattina e diventa una cantante, diventa un'attrice. Ho visto che pure tuo padre ti ha messo alla prova tante volte pur di avere veramente un talento in casa. Io faccio un applauso alla onestà di questo tuo papà, che poi così bello, così bianco vestito, con i capelli bianchi, pelle chiara, tutto mi sembra un inglesino. Ti voglio bene, vita mia. Grazie. Vita mia. Io apro una parentesi e la chiudo. Lisa è appena un anno che lei ha perso il papà. Sì. Ed ecco perché è così sensibile a questa serata. Io do un bacione, Mario, pure il papà, Mario si chiama. Gli do un bacione da parte mia e sono certa che stasera starà guardando questa trasmissione e starà ascoltando questa tua grande testimonianza dedicata proprio ai papà. Vita, io in diretta ti faccio un invito. Tu farai parte di questa trasmissione, verrai mia ospite, sarai. Ma assolutamente sì, perché una che porta avanti questi sentimenti, questi valori così belli e così rari oggi, merita comunque questo ed altro. Io umilmente vengo che sei una grande, sia per lo spettacolo che per la musica napoletana. Hai vinto tante cose, hai fatto tanto teatro, hai delle doti artistiche che se le sognano altre persone. Sei una persona umile, non lo metti in mostra, e lo dovresti mettere in mostra. Sei bellissima. È proprio la carriera che hai fatto, le esperienze che hai fatto. Tu hai iniziato a 7 anni, ho potuto saperlo tramite la puntata precedente con Mirna Doris. Sì. Una grande artista che è venuta da te, quindi
sono onorata di essere invitata da te dopo questo nome grande. Grazie. È giusto che io ti inviti perché comunque ritornando alla rivista e ritornando insomma al fatto che questa serata è dedicata a tutti quei personaggi di grande spessore e la Subrettina è innanzitutto è una Guagliungel che sta facendo il suo cammino, il suo corso, che le vai bene a Barbara D'Urso. Una voto con Gis, una voto senza Gis. E poi io non potrò mai dimenticare un particolare, un aneddoto. Quando lei andò all'Isola dei Famosi, questa signorinella, Io i saluti. Bravo. E questa è una cosa proprio da mia... Perché noi siamo proprio amiche. Ho sentito bene, io rimasi, sì. È vero, a Marco e a me salutò. E questa cosa io, questo evento, questo aneddoto, non potrò mai dimenticarlo, Lisa. Ma io sono riconoscente a chi fa qualcosa per me, a chi solo dice con una pacca sulla spalla, sai, dice vai, buona fortuna. Siccome ci incontrammo e tu mi dicesti buona fortuna, mi portasti anche fortuna tra virgolette per questa risposta, io non ho dimenticato. Io ho un dono che ringrazio sempre Dio per avermelo dato, che è quello della gratitudine e della riconoscenza. Che bella, sei tenera e sei sincera e sei vera. Senti, Subretti, Lisa, io ti devo fare una domanda, la faccio qua proprio perché sono curioso. Poi. Tu hai visto che ogni ospite mi porta alla luce e ognuno di loro dà una motivazione, ma tu quando mi porterai questa luce, ma perché me la porti? La chiarisce forza. Sì, dillo. Che da ci ti porta la luce perché sai che a me va da bulletta la luce a casa. Non è vero. Ecco questa battuta. Non è vero, era una battuta un po' così. No, vabbè, è con questa grande battuta proprio che fa parte, insomma, del tuo essere, perché tu poi sei una brillante, a parte una Subrettina. Io ti lascio e ti ringrazio per questa tua telefonata. Posso salutarla? Certo. No, allora. Facciamo a tuo padre, dai, Sì, pronto? pronto. Signor Antonio. No, io mi chiamo Antonio. Il signore sta in cielo. Signor Antonio. Allora, scusa, Lisa, noi ci conosciamo, forse tu non ricordi. Io ho avuto... Guarda, io non ricordo neanche che ho mangiato a pranzo. Vabbè, no, cerco di fartelo ricordare. Allora, io organizzai un matrimonio dove mi fu fatto la richiesta della tua partecipazione, della Subrettina, e ho avuto occasione di conoscerti da vicino, diciamo, di persona, però non pensavo... Sono bassina, vero? No, vabbè, lasciamo perdere la statura, ma non pensavo che tu fossi quello che io ho conosciuto questa sera. Io pensavo che tu fossi una giuggerellona, una farfallona per il lavoro che tu fai, invece sei una persona splendida, umana, e ti voglio un mondo di bene. Ma tu sai che io con questa signorina mi come sento... diceva Pipì, è tutto un recito, è tutto un finto, è solo internet per ridere. Gioia mia, e noi ci facciamo delle lunghe chiacchierate telefonicamente. Vita, io ti ringrazio per questo intervento telefonico, per cui abbraccio e do un bacione alla tua mamma Carmela, che sta vicino a te. Sì, sta qui e ti stiamo ammirando. E guarda, noi non guardiamo Massimo Ranieri. Per vedere te, Grazie Vita, allora noi ci vedremo tra qualche settimana. Perché tu con questi racconti, queste cose di vita privata che stanno dietro alle quinte di ogni artista che inviti da te, riesci a farci rimanere attaccati allo schermo, al teleschermo. Sono felice di questa tua grande testimonianza. Ti abbraccio e ci sentiamo stasera per telefono. Ciao amore. Ciao Lisa. Ciao, la nostra Subrettina Ciao. che sarà mia ospite tra qualche settimana. Buonasera. Ciao amore, Lisa, ciao, grazie. ciao. Grazie. Cara Imma.
Non poteva esserci pensiero più nobile da parte tua nel dedicare questa serata speciale ad un papà speciale come il nostro. Sono sicuro che questa sera hai regalato un pizzico di felicità anche a loro che sono lassù. Vi voglio un mondo di bene, vostro Gianfranco. Bello, anche perché dopo aver raccontato questa vicenda saremmo andati in un'altra situazione dove noi dobbiamo dire che comunque non sanno che noi siamo 3 fratelli, cioè Trioschi, mo parlo di me, 3 fratelli, Mario, io, Cinzia e Gianfranco, che ci ha inviato proprio il messaggio adesso. Però comunque Gianfranco, tu rientravi nelle foto che arriveranno dopo tramite la regia. Prossimo messaggio. Sera a tutti, serata speciale, emozionante. Fate parte della mia vita e dei miei cari. Un abbraccio speciale al maestro Testa, colui che mi ha cresciuta. Vi voglio bene, Enza, Mimmo e Ciro. Vico Principe, Salita Principe, belli, Deschamps, bellissimo, grazie Mimmo e Enzina, grazie a Ciro. Prossimo messaggio. Rivedere il trio Oscar mi fa tornare ragazzino. Un bacio a te, cara Cinzia, e dai un abbraccio al mio grande amico Tonino Testa, Nando Iannuzzi. Nando Iannuzzi, che ho salutato all'inizio della trasmissione. Nando Iannuzzi che segue tutte le trasmissioni. Mi manda un messaggio, dice: che ti devo dire? Che hai vinto tu. Invece guarda Massimo Ranieri, mi guardo la notte degli Oscar. Non si è persa niente. Ancora altri messaggi? Sì. Un bacio da vostra sorella Assunta che vi sta guardando da Milano. Che bello! Zia Assunta. Buonasera Divina. Stasera una perla in più nel tuo programma, il tuo papà. Stiamo a casa in salotto ad ascoltare e siamo certi che ci consolerete. Ernesto Guida. Che bella, un'altra persona, mamma mia, che ci sentiamo sempre, ci fermiamo con i messaggi. Ernesto Guido, noi ci sentiamo tramite Facebook, è un conoscitore, insomma un cultore della canzone e del teatro napoletano, anche perché fece il direttore artistico nell'ultima compagnia dell'anno scorso, dove facevo parte. Adesso, caro Italo, ti do una grande responsabilità. Zio Cito, sei pronto? Partenza, dobbiamo accennare. Papà, tu non sai niente, adattati, anche se tu sei uno preciso. Stasera siamo un po' imprecisi tutti. Italo, vuoi partire con qualche canzone tutti e 3 insieme? Sì, ok. Facciamo. Però la già sapeva. Sì, una canzoncina che facevate con Mario, col papà di Italo. Un omino, se te la ricordi. Te la ricordi? Vogliamo andare? Ho dimenticato di dirvi che tuo padre mi ha visto quando io avevo 3 anni. 3 anni, mamma guarda, Italo, andiamo. Anche perché se siamo veloci possiamo farne delle altre. Era un omino piccino, con un vestito di stile un po' strano. Negli occhi aveva uno sguardo sereno e una colomba dipinta sul cuore. Ad ogni rosa lui tolse le spine, poi disse a tutti vogliatevi bene, però nessuno li stette a sentire e lui ben presto si accinse a partire. Ora vi lascio con la voce, tieni da capo più forte in una noce. Tieni da capo più forse per un culo, perciò vi dico moiata fa, goppo capi pusille caddirosa. Poi mise in moto il motore lanciò, e del suo mondo l'omino lanciò, giurando in cuore mai più tornerò. Accendiamo un'altra canzone, vai. Dopo i confetti sono usciti i difetti, caro Giovanni, mo che non ci può fare. Se riflettevi, se bene puntavi, su questi guai non si sa passare. Mo chiagne ti dispiere, con chi damo pigna,
che non c'è sto divorzio e tu te la sposa. Ti è piaciuta, tienatela cara cara, la portassi sull'altare sotto braccio insieme a te. Mo ti vedo afflitto e stanco sul coraggio, vuoi giù, se il mollone è uscito bianco, mo con chi da vuoi pigliare? Ok. Ma che sei matto, non dormi nel letto. Continua, aspetta. La poltrona Un tu attimo. dormi perché dice che a notte la sposa è più brutta, ma che è morta le pare vere, e a tutta che ha portata nemmeno più c'è sta, te l'hai pigliata brutta e niente sa, papà. Ti è piaciuta, Tina della cara cara, la portassi sull'altare sotto braccio insieme a te. Mo ti vedo afflitto e stanco sul coraggio, vuoi giù, se il mellone è uscito bianco, mo con chi te vuoi pigliare? Ma pigliasse col governo e col divorzio non ci sta. Ma oramai quella è tua moglie e tu la devi sopportare. Sì, ma che lei è troppo brutta e non mi sente a baciare. Falla andare da parrucchiera, da aggiustare la chiomane. Quale chioma sulla zucca, quella tiene la parrucca. Falla andare dal dentista, qualche dente da aggiustare. Quella bocca di zuppiera non ha denti alla dentiera. Falla andare un po' a scuola ad imparare qualche parola. Già l'hai fatta da imparata a chiamarmi scornacchiato. Falla andare sulla spiaggia che più bruna diverrà. A così mi requisisce un museo l'antichità. Ti consiglio addirittura la buttare da spazzatura. Già l'ho fatto io spazzino, lo fa schifo e sa pigliare. E a girare indosso a Giovanni o ti alza, se il mellone è uscito bianco, mo con chi te vuoi pigliare? Se il mellone è uscito bianco, mo con chi te vuoi pigliare? Io a questo punto vi devo lasciare. Vi devo lasciare, però promesso perché voi conoscete i tempi televisivi quali sono. Io vi prometto che faremo un'altra serata dedicata al trio Oscar, ma stavolta non sarà più una sorpresa, papà, perché ti dovrai preparare tutto, però stasera io volevo fare la sorpresa a lui. La prossima invece organizzeremo tutto per il meglio e voi avrete modo di provare delle canzoni. Io adesso vi lascio, vi ringrazio per aver aderito al mio invito e vi farete di nuovo la passerella, ma prima un bacetto a te e questo qua, quest'altro bacio è per il tuo papà. Il tuo papà. Vuoi salutare qualcuno? Sì, ho tante persone della famiglia, il maestro Mario Martinez e tutte le persone che mi conoscono. È per lì. Voglio salutare tuo padre, voglio salutare lui perché è stato un piacerissimo vederti, perché erano 50 anni che non ci vedevamo. Ci sono i saluti, perdonate. Bene, ciao. Lo scompiglio. Io ti do un bacione e ti ringrazio per aver aderito al mio invito. Ritornate con la vostra passerella e poi ci sarà una serata, una puntata dedicata alla grande della notte degli Oscar, anche perché stasera io ho cercato di fare l'impossibile per farti queste sorprese, e quando c'è una sorpresa non bisogna dire niente a chi la deve ricevere e viene tutto, ma vuoi la parola, tutto improvvisato. Va bene. Sì, adesso tu ti accomodi perché io canto una canzone un grande del teatro e della canzone napoletana. Sì. Anche perché io volevo ricordare al mio pubblico che sta lì ad ascoltare tutte le settimane, papà, non si muovono là. Volevo ricordarvi che il 20, dopo la settimana di Sanremo, ci sarà come ospite un grande del teatro e della canzone napoletana, Lourdes Marie Grande, Pino Mauro. Vai dalla regia.
Divina, mi chiamavano divina, femmine e uomini faceva innamorare. Divina, che sono passata l'anno, però non mi è mancata la fede di sta città. Per me tu resti sempre, e era la prima volta, la paretta innanzi a me. Divina, e sono passata l'anno, però non mi è mancata la fede di sta città. Si sta brava, t'arrubo mestiere, perciò si addimandata una grande artista. In una piccerella, coppano palcoscenico, sa gli sta insieme a me. Sia leggenda, una pagina, una storia, se l'urdo mare grande, che non c'è stato più. E chi dimostra sacra, che nascerà così, sia storia e sta città. Sapessi quanta volta pensavo di tenere gli amici e mi fidavo in loro, ma erano nemici. Sapessi quanta volta in mezzo a una folle gente io mi sentivo solo e come una creatura non sapeva che era fare. E voi avrei buttata tutta all'aria. Però poi, ma perché a gallo lui è cendere? Lo sai, è capitata pure a te. Noi siamo arrivati al momento che tu... Sì. Totò, che cosa ti ricorda? A parte che
Siamo noi del quartiere di Totò, giusto? Il quartiere Sanità. Allora, Totò ti dice, il grande Totò del nostro quartiere, quartiere Sanità, io so che tu declami bene una sua poesia, una poesia molto importante, perché questo grande comico con una grande doppia personalità riusciva ad essere un grande comico, ma allo stesso momento era un malinconico, anche perché dai racconti si dice che Totò viveva quasi sempre nel buio, era molto triste nella vita, ma appena entrava in teatro, appena doveva lavorare, lui iniziava a tirare fuori quella grande comicità innata. Allora, siamo pronti, papà? Io ti ho dato il tempo per poterti organizzare. Vuoi farla? Sì. Signori, a livello. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare chi sta creanza. Ognuno ha da tenere chi sto pensiero. Ogni anno, puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo Marmoris di Vicenza. Stanno mi è capitata un'avventura dopo aver compiuto il triste omaggio. Madonna, si ci pensa che paura, ma poi facette un'anima e coraggio. O fatto è chista, statemi a sentire. S'avvicinava l'ora della chiusura e io tomo stavo per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardiventoso eroe di 1000 imprese, morto l'11 maggio del 31. Un stemma che corona in coppa a tutte e sotto una croce fatta in lampadine, 3 mazzi rosa con una lista a lutto, cannelle, cannelotte e 6 lumine. Proprio azzeccato a questa tomba, questo signore, ci stava una tomba piccerella, abbandonata, senza manco un fiore, per segno solamente una crocella. E in coppa a croce appena si leggeva Esposito Vincenzo Netturbino. Guardandola che appena faceva sto morto senza manco una lumina. Questa è la vita in capo a me pensai, che ha avuto tante e che non aveva niente. Sto povero maronna si aspettava, che pure alla tua non era paziente. Mentre fantasticava sto pensiero, si era già fatto quasi mezzanotte e rimanette chiuso prigioniero, morti paru e paura, nanzi ai cannelotte. Tutto ad un tratto che vedo, a lontano 2 ombre avvicinarsi alla parte mia. Pensai, sto fatto a me mi pare strano. Sto incascetata, dormo o è fantasia? Ante che fantasia! Ero marchese con la tuba, la caramella e con la pastrana, che là da presa essere brutto arnese, tutta fetente e con una scopa a mano. E quello certamente è Don Gennaro, o morto poveriello, sì, o scopatore. In da sto fatto non ci vedi chiaro. Sono morto e serdine in quest'ora. Potevano stare a me quasi un palmo. Quando il marchese si ferma ai botte, sa vota tomo, calmo, dicette a Don Gennaro: Giovenotto, da voi vorrei sapere una carogna, con quale ardire e come avete usato di farvi seppellì per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì onumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo che quindi che voi cerchiate un posto tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non vi avessi fatto questo torto. Mia moglie è stata a fare sta passaria. E che poteva fare se era morta? Se fosse viva, mi faria contenta. Pigliasse la casciolella che è qua addosso e proprio mobile. In questo momento me ne trasessero in da fossa. E cosa aspetti, o turpo malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza.
e fammi aprire. Pigliala sta violenza, la verità Marchi, mi sono scucciato di sentire. E si perde la pazienza, mi scordo che sono morta e sono ammazzata. Ma chi ti crede essere? Non Dio, che dentro vuoi capire che siamo tutti uguali. Morto sei tu, morto sono pure io. Ognuno combinato è tale e quale. Come ti permette loro di paragonarti a me, che ebbi Natale illustro, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale, Pasqua e Epifania, tu vuoi mettere in da cervello che stai malato ancora di fantasia. A morte, tu sai che re, è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trascende sto cancello, ha fatto punto che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto. Perciò, stammi a sentire, non fuori stivo, supportami vicino, che ti importa, sti pagliacciate, e fanno solo i vive. Noi siamo serie, apparteniamo alla morte. Bellissimo. Sono stata proprio felice di ascoltarla, sai? Allora, andiamo con i messaggi perché non abbiamo avuto tempo di fare tutte le cose che dovevamo fare. Vai Imma con i messaggi. Siamo tutti incollati al televisore. Zia Nina ha pianto tutto il tempo. Sei grande, Cinzia. Tua cugina Rita ti manda un saluto da zia Nina, Mario, Federica, Stefi, Ciro e Rita. Un bacione da parte nostra. Vai. E parlando dei papà, oggi è volato in cielo, da dove sicuramente ti starà vedendo, il papà di Pamela Paris, Franco Prorogiglio. Buon proseguimento da Nando. Oh Madonna. Nando, mi dispiace molto, Madonna mia. Non ho parole. A saperlo, Andiamo con i prossimi messaggi, vai. Bellezza, spontaneità, professionalità e tanta umanità. Questo è quello che si percepisce a casa guardandovi. Auguri da Maria Rosaria e Francesco. Ciao Maria Rosaria, ciao Francesco. Un bacione per Salvatore. Ui, tornate presto, non mi fine sta. Vai. Ciao Cinzia, sei grande. Un bacione dalla tua fan Assunta da Fragola. Saluti al tuo e al mio papà. Un bacione da parte mia, un salutone per tutta Fragola. Imma, velocemente, se ne sono tanti. Buonasera, la notte degli Oscar non potevamo vedere una serata con la coppia Oscar. Siete formidabili e avete trasmesso tante emozioni. Baci a tutti, famiglia De Viva Lucia, Enzo, Adele. Adele da Ischia con tutta la sua famiglia, il suo papà, la sua mamma e la sorella. Vai. Ciao Cinzia, sono Antonio D'Alicola, un saluto grande dallo staff Visone, ti adoriamo, ciao Divina. Vi abbraccio, vi abbraccio. Vai ancora Imma, mi dici tu basta. Con l'ultimo, Benissimo, vai. Buonasera e complimenti per la trasmissione, anche per la scelta degli ospiti. Bacioni ed abbracci a te, sorellona mia, ti voglio tanto bene. Un abbraccio da parte mia, grazie, grazie per tutti i messaggi. Io vi ringrazio per i messaggi, anche perché questa è una trasmissione che noi non prendiamo telefonate, perché la telefonata prende tempo e noi abbiamo tanto certo da dire e da raccontare con i nostri ospiti. Sì. A questo punto, un attimino soltanto, perché caro papà, noi siamo arrivati al termine di questa trasmissione. Come tutte le cose belle finiscono presto. Ascoltami un attimo, entriamo in quest'angolino, mi intrufolo per poi prendere il premio. Ti sembrerà strano sentirti dire che non ti premio per il grande artista che sei stato o per quello che hai fatto, ma voglio consegnarti questo Oscar da non artista ad artista, ma da figlia a padre. Voglio premiarti per tutto quello che hai fatto per me. Questo Oscar è per te, papà.
Tu adesso ti farai di nuovo la È tua stata- passerella su questo tappeto rosso dopo avermi dedicato un tuo pensiero di questa serata. E ti farai questa passerella molto lentamente, consumerai tutto il tempo che vuoi. È stata dura, ma ce l'ho fatta. Pensavo che non ce l'avrebbe fatta, invece ce l'ho fatta. È stata bellissima, piena di emozioni. Non aggiungo altro, perché è vero che a una certa età si diventa bambini e quindi gli è permesso anche piangere, ma voglio lottare, non voglio più piangere. Ne ho fatto tante in tutta la serata, l'ho chiuso dentro di me, ho cercato di essere forte per non esternare. Bravo. Tu sai che questa trasmissione è molto ben organizzata, tutta composta. Stasera io mi sono scombinata un po', perché tu avevi l'emozione, papà, ma io ce l'avevo più di te. Lo so. Vai con la tua passerella. Abbiamo vinto però, abbiamo vinto vinto. l'emozione. Ritornerai, Ritornerai, papà, con gli altri componenti per raccontare ancora tutto quello che non abbiamo detto. Tu mi dai il microfono nel frattempo, perché ritornerai, perché dobbiamo raccontare tante di quelle cose che non sono state raccontate. Vai, Antonio Testa del trio Oscar. Siamo arrivati al termine di questa magnifica serata, una serata piena di emozioni, e poi contenere quei 3 ragazzi, guaglio, non è stato facile. Io voglio ringraziare, mandare innanzitutto un bacione alla mia amica Paola, e poi io voglio ringraziare per questo impegno così importante. Ogni sabato non è facile portare una trasmissione del genere, perché è complessa, molto complessa. E io voglio ringraziare il maestro Alberto Costa per il suo appoggio che mi dà ogni settimana per la grande realizzazione di questa trasmissione. Io vi lascio perché sono ancora emozionata. Dopo voglio chiagnere, voglio ridere, non so che cosa voglio fare, però sinceramente mi sto calmando un poco. Io volevo ancora ringraziare la signora Anna, Lian e Don Vittorio. Un bacione per Enzo e Salvatore. E volevo ricordarvi, per sabato prossimo noi non ci saremo qui, perché seguiremo tutti la grande finale di Sanremo, ma l'altro sabato, giorno 20, ospite d'onore alla notte degli Oscar ci sarà Lourdes Marie-Grande, Pino Mauro. Vi lascio, grazie.
ospite d'onore alla notte degli Oscar ci sarà Lourdes Marie Grande, Pino Mauro,